Quello che ha fatto le pupe alle Ostia in Coppa l'Europa in 78 è così. Ha una vecchia maglia, una vecchia bandiera strappata che lo tiene piatta in casa, una vecchia sciarpa, ha conosciuto Vecchio Vuriani, quello che faceva paura a tutti. C'erano i barbelli rudinosi e un pubblico vicino al terreno. Ha già lampato una bomba agricola non al terreno. Si è indebitato per bere i solioni corsi e vincere per tutto in Europa. È partito in Lisbona. Ha montato in Newcastle, ha vinto in Torino e ha vinto sempre. E non abbiamo conto di ciao mica. Era in Vienna e in Zurich. Ma di a finale non ne parla mai. Che finale? Quello che ha fatto le pupe ha letto 50 volte Le Lion de Furiani di Victor Sinet. Ha visto 100 volte Lo Scagnino e le pupe. E ora Chariot de Feu e le Garne Bulline. Ha visto a Telefoot presentato da Piero Cangioni e di sicuro conosce tutte le canzoni di Bertampè. Quello che ha fatto le pupe ha visto vincere la squadra di Corsica in tutti i scorni d'Europa. E ne parla sempre ora. Forse volterà un giorno.